Appuntamento giorno 19 maggio con la prima edizione del Penalty Award, dove avremo modo di premiare i migliori giocatori dei campionati di eccellenza e dei campionati di promozione, più anche quello riguardante la prima categoria. Parliamo adesso del campionato di promozione, lo facciamo subito con i risultati del girone C, 13ª giornata di ritorno. Real Biscari, Aquila San Michelese 3-0. Errore, parliamo del girone C, quindi Sporting Priolo, Atletico Petara 0-0, Palazzolo che perde in casa con il Comprensorio Normanno 2-1, prego. Agilia Nissoria Giarre 0-3, Real Aci Pachino 0-3, Atletico Catania Sicula Leonzio 1-2, Real Avola Sporting Battiati 3-1, Aci San Filippo Troina 4-2. È un girone particolarmente intenso perché, come tutti ben sanno, sono state 3 le squadre che più di tutte hanno in un certo senso regalato emozioni. In questo caso il Comprensorio Normanno oggi ha vinto a Palazzolo, ma ha vinto anche il Giarre e ha vinto soprattutto la Sicula Leonzio contro l'Atletico Catania. Guardiamo la classifica, insieme a Ciccio possiamo già orientativamente capire come andrà a finire adesso con le altre 2 giornate che rimangono. Sì, Ettore, allora non ce ne vogliono gli altri, ma questo girone C è sempre quello che ci appassiona un pochettino di più degli altri. Allora, il Comprensorio Normanno, come avevamo pronosticato, aveva la partita forse più difficile di tutti, tra tutte e tre, del finale di stagione intero, perché andava a casa del Palazzolo, motivatissimo, in corsa per i play-off. Palazzolo che era anche andato in vantaggio nel primo tempo, mi dicono anche con un grandissimo gol dalla distanza. Nella ripresa una doppietta di Bracciolano ha fatto risorgere la capolista che è andata a vincere, quindi se non sbaglio riposa domenica prossima, lo vediamo, sì. E quindi il suo l'ha fatto, adesso spererà in un passo falso del Giarre domenica prossima. La Leonzio ha vinto a sua volta fuori casa contro l'Atletico Catania e il Giarre invece, dopo la importantissima settimana anche di Coppa, dove ha vinto ai rigori il match col Milazzo, quindi ha rimontato il risultato negativo dell'andata, quindi è una squadra che va avanti su 2 fronti, ha vinto 3-0 fuori casa con la Gira Nissoria, quindi diciamo un Giarre nettamente in ripresa, nettamente ristabilitosi da quel periodo di crisi che gli ha fatto perdere il primato. Invece una squadra che mi sorprende nelle ultime settimane è il Pachino, che se avesse avuto questo ruolino di marcia prima avrebbe potuto tentare di inserirsi. Ne avevamo parlato qualche settimana fa, se ti ricordi, di una squadra che subiva pochissimo ma segnava poco. Ultimamente invece gli attaccanti si sono nettamente scatenati, anche oggi 3-0 fuori casa. In coda lascio la parola a te, la vittoria dell'Avola è importante perché praticamente si avvicina a -1 dal Troina. Quindi in questo momento la sfida play-out sarebbe Rarinantes e Troina, ma l'Avola a -1 ci spera. Certo. Adesso cortesemente dalla regia se possiamo mandare la schermata per quanto riguarda le ultime 2 giornate che le 3 squadre che in questo momento sono nella zona alta avranno nel loro ruolino di marcia. E su tutti probabilmente in questo momento il Comprensorio, con il fatto che giustamente deve riposare, rischia in un certo senso di favorire indubbiamente l'ascesa del Giarre e poi abbiamo anche la Sicula Leonzio che deve disputare 2 partite. Dovremmo avere una schermata, però nel frattempo io chiedo a Filippo come andrà a finire secondo te? Guarda, con il fatto che il Comprensorio deve riposare, chiaramente sicuramente il Giarre non si farà sfuggire questa occasione. Anche la Leonzio di Pierpaolo c'ha 2 partite da recuperare, per cui però alla fine vedo favorito il Giarre. Vedi favorito il Giarre, mentre invece per Michele la stessa cosa. Sì, il Giarre non penso si fa scappare questa occasione. Benissimo. Anche perché è la seconda occasione. Anche perché è la seconda occasione, quindi non penso proprio che indubbiamente. Credo che forse la Sicula Leonzio ha qualcosa da recriminare, soprattutto nella prima parte del campionato. Sicuramente, anche per via dell'organico che si ritrova. Infatti. E poi avere perso anche a tavolino lo scontro diretto con il Comprensorio Normanno, no? Esatto. Cioè, gli mancano questi 2 punti. Il Comprensorio Normanno che comunque bisogna dire sta facendo un finale di stagione senza clamoroso. nulla togliere alla squadra di Paternò, ci mancherebbe. Sono squadre meritevoli, però diciamo che il Giarre solamente in quest'ultima parte ha avuto un po' di
pagamento, però è stata sempre... E in un eventuale finale playoff, tra Ecco. Comprensorio e Leonzio, chi vede? Come andrà a finire? Sentiamo prima da Filippo. Qua onestamente È un terno all'otto. 50-50. 50-50. Michele? Ma io do qualcosa in più per la squadra di Pierpaolo. Addirittura. lui Per sì, Paolo certo. Alderisi parliamo chiaramente della Sicula Leonzio che insomma anche nel mercato di dicembre si è super rafforzata, no? Ha preso anche dei giocatori indubbiamente di categoria. Tutto questo naturalmente lo sapremo anche dalla prossima settimana come andrà a finire. E adesso chiudiamo il campionato di promozione, subito i risultati del girone D, anche in questa occasione 13ª giornata di ritorno. Real Biscari, Aquila San Michelese 3-0. Accademia Empedoclina, Atletico Gela 2-1. Aragona, Canicattì 0-0. USA Sport, Comiso 2-0. Jobbing Santa Croce, Ribera 1954 2-0. Sporting Club Racalmuto, Mussomeli 0-1. Riposa, Sciacca e Libertas 2010. E lo Scicli, come tutti ben sanno, è stato escluso dopo la quarta rinuncia. Ribera 1954 che la settimana scorsa ha festeggiato il passaggio di categoria e oggi insomma è andata probabilmente a prendersi il caffè a Santa Croce, regalando ai tifosi ragusani la possibilità insomma di vivere un pomeriggio di serenità. Dico bene? No, forse sonnifero, no? Il caffè. Guardiamo la classifica, abbiamo anche il commento di Ciccio. Sì, la grande festa di settimana scorsa probabilmente avrà influito anche nella settimana di allenamenti della capolista, ma la sconfitta è stata abbastanza netta e meritata per quello che abbiamo potuto raccogliere, quindi una bella performance da parte del Jobbing Santa Croce. E al momento con il Mussomeli saldamente secondo e già proiettato nella finale playoff. Ecco, matematicamente il Ribera ha vinto il campionato Sì, perché il perché Mussomeli domenica riposa. sì. Quindi il Mussomeli anche oggi ha tenuto alta la concentrazione e è andato a vincere fuori casa, quindi è una squadra che si sta preparando al meglio per la finale. È chiaro che guardando la classifica non me ne vogliono le altre squadre, ma è una seconda, diciamo che la possiamo definire una vice capolista più che una seconda Sì, classificata, quindi è una squadra che effettivamente. sicuramente meriterebbe di fare il salto, ma il calcio non funziona così, per cui la vincente tra Libertas e Sciacca che stanno procedendo a braccetto si andrà a giocare questa finale playoff. Con In il coda invece Mussomeli. io, forse abbiamo dato un'informazione sbagliata fino ad oggi, perché, correggimi se sbaglio, con lo Scicli che già è già retrocesso. eliminato, quindi retrocedono, le altre due sono Aquila San Michelese e Real Biscari, suppongo. Certo, quindi non ci indubbiamente saranno sì, perché ci sono altri anche play-out, sì, infatti, quindi in le altre questo squadre le caso. possiamo considerare tutte salve. Ecco. Effettivamente con il fatto che c'è qualche girone con squadre dispari e più ci si mettono anche le squadre che rinunciano, si crea una gran confusione, molte cose vengono anche falsate. Filippo. Ci sono delle squadre che incontrano le squadre che si ritirano inizio campionato dove tutti vogliono Certo, vincere i campionati. certo. Poi gli altri praticamente magari man mano non sono più nella formazione ideale È e vero. si perdono punti, per cui sicuramente sono un po' falsati. Un po' queste falsati. infatti, Però Michele è anche vero che questo Ribera insomma veniva dall'interregionale, doveva riscriversi, non si sapeva se partecipava al campionato d'eccellenza, ha fatto questo campionato di promozione, lo ha stravinto però. Ma sicuramente. l'ha fatto con l'80% dei giocatori che aveva. E quindi che aveva voglio l'anno dire, scorso, lo poteva perdere certo. solamente lei. Ma anche la seconda era il Mussomeli. Per me è un'altra vincitrice di campionato perché hanno fatto un campionato hanno fatto un assai Io Sì, su sì. Ribera mi sono permesso qualche settimana fa di dire che secondo me con questo organico si sarebbe salvato tranquillamente in eccellenza e sono stato fulminato, non mi ricordo da chi. No, ma Da è chi. la verità, Voi che ne perché- pensate? Sì, no. l'80% sembra che sia- sembra che sia- È l'organico che faceva parte del campionato interregionale, quindi Quindi questa giustamente. scelta è stata un po' strana. È vero, è vero. Bene, e allora a questo punto abbiamo chiuso il campionato di promozione e Filippo Millauro rimane con noi perché tra poco parleremo del campionato di prima categoria e quindi parleremo del suo Real Santa Venerina che insomma sta soffrendo un po' in classifica. Mancano 2 giornate, però adesso tra poco ne parleremo, mentre invece volevo ringraziare e fare l'ultima battuta con Michele Cassisa e parlare di questo centro federale che quest'anno ha regalato ulteriori emozioni, ulteriori soddisfazioni al Comitato di Catania. Quest'anno insomma non potete dire che è andata male fin qui. No, andiamo benissimo, ogni anno ci sono sempre più iscritti. E naturalmente è l'unico centro federale che abbiamo in Italia e casualmente a Catania ci fa onore di far parte di questo Vogliamo staff. ricordare la struttura dove insomma sorge il tutto? Per ora è al Paratore.
L'anno prossimo dovremmo avere una struttura tutta... Un po' più grande anche, no? Sicuramente tutta nostra. Quanti tecnici fanno parte di questo centro federale? 8. Onore naturalmente al Presidente del Comitato Carmelo Pergolizzi Siamo che ha 8 creduto in questo progetto. 8 tecnici più Maria Teresa Chiara, che è il vicepresidente del Comitato Provinciale di Catania, il direttore tecnico Prezzavente e il direttore generale Carmelo Pergolizzi. Perfetto. Però a te ti manca comunque la quotidianità del campo. Io ti conosco, hai allenato con straordinaria fortuna e bravura il San Giorgio, portandola dalla terza alla prima categoria in 3 anni, in promozione, scusami, e quindi so che comunque lavorare nella quotidianità per un allenatore è fondamentale, no? Sì, sono 2 cose distinte e separate. Io Infatti, la domanda che ti faccio ogni anno che vieni qui a Penalty, no? parlavo poco fa con Filippo, sì, mi manca, però sono tranquillo con i bambini, il vero calcio è questo qui. È più puro, È non c'è più stress, puro, sano, il risultato sì. arriva o non arriva, cambia poco. Cambia pochissimo, sì. I prossimi impegni del centro federale? I prossimi impegni siamo ora, settimana di Pasqua, invitati in un torneo a Montecatini, Bene. Pisa, Firenze contro Juventus, Torino, Sidney, tutte le squadre di Serie A livello pro giovanile, Certo, con gli chiaro. esordienti. Questo è il prossimo E impegno. porterai una squadra rappresentativa dei gironi? No, porterò una squadra del centro federale. Ah, proprio del centro Nei federale, quindi sordienti doppia del centro soddisfazione. federale. Sì, allora. nostri catanesi. Vostri, quindi una vera e propria scuola calcio del centro La federale. mia squadretta che alleno ogni settimana. Benissimo, allora ti auguriamo un in bocca al lupo grandioso perché dovrà onorare. Ma l'anno scorso abbiamo giocato Catania. contro il Milan, E quindi abbiamo insomma, perso 1-0. c'era Inzaghi, no? Perché Inzaghi era ovunque. Inzaghi, siamo andati a vedere Inzaghi con la primavera. Ah, bene. Forse è l'ultima partita che ha vinto il Milan. Sei cattivo. Io glielo faccio doppio perché Michele è stato anche un mio giocatore, per cui... Io con Michele insomma ho un ricordo molto negativo perché ho perso 2 volte con lui in campo, però con grande sportività abbiamo sempre disputato delle partite sicuramente. meravigliose, se ricordi No, bene. ma infatti con Filippo sono stato prima giocatore suo e poi siamo stati avversari Se era, come tecnici. se era il mister del San Giorgio nella finale playoff di Sant'Agata di Militello Io ero 2009, 4-3 allora finito. anch'io ho un brutto ricordo. Ha un brutto ricordo, ha perso lui col Megara Augusta, quindi è E tu tutto eri col lì. Megara e io ero l'allenatore squalificato in panchina, in tribuna. Ai, non diamo un bel esempio. 97esimo il Non quarto diamo un gol. bel Non ne parliamo. esempio. Vabbè, lì hanno pianto da Augusta. Vabbè, questi ricordi molto personali lasciamoli da parte, perché, insomma, porta anche sfiga. Grazie a Michele, Grazie a un voi. bocca al lupo, buon lavoro Crepi. e buon proseguo e speriamo di rivederti di nuovo qui in studio nelle ultime puntate perché noi poi al solito chiudiamo la nostra trasmissione con la FIGC di Catania, con il professore Carmelo Pergolizzi che ci viene sempre a trovare e poi tra l'altro ci sarà la grande occasione del Penalty Award dove sicuramente sarai presente con la tua scuola calcio. Va bene. Grazie Grazie a voi. a Michele Cassisa e salutiamo anche Ciccio Rametta, lo rivedremo la prossima settimana sperando che insomma Mazzari la prossima settimana abbia un sorriso un po' più... Magari lo ospiteremo così vediamo se Benissimo, lo perfetto. attaccherai anche dal vivo. Bene, ci dobbiamo fermare, a te la parola Giulia. Restate con noi, ci vediamo tra qualche minuto.